Quelle intraprese sono misure precauzionali, siglate dal Presidente della Regione e dal Ministro, che discendono da linee guida internazionali. Di fronte a una nuova emergenza bisogna cercare di isolare il contagio di un virus per cui non abbiamo né vaccini né farmaci. Sono definite misure drastiche. Questo in qualche modo accentua una sorta di allarmismo nella popolazione. È chiaro che se si identifica un focolaio di infezione bisogna isolarlo. Quindi le misure sono per forza drastiche. Quello che deve rassicurare è che non si tratta di Ebola o di un'infezione ad alta mortalità, ma di un'infezione che ha una mortalità intorno all'1%, e quindi è un'infezione tra l'altro che colpisce soprattutto gli anziani, colpisce poco i bambini. Il 50% delle infezioni gravi sono proprio nelle persone adulte. Come spiega il fatto che si sia diffuso in Italia più che in altri paesi europei e in particolare nel nord Italia? Diciamo che il nord Italia ha contatti internazionali, diciamo che a parte Roma ci sono gli aeroporti più frequentati di Milano e Venezia, che è il terzo aeroporto nazionale. Ci sono scambi continui con la Cina, ci sono delocalizzazioni in Cina, si è localizzato, temo, qui per un motivo molto semplice, perché all'inizio non sono stati presi provvedimenti, come si prendevano dall'altro, di controllare le persone che arrivavano in aeroporto, diciamo, favorire quell'isolamento fiduciario oppure addirittura, ecco, la quarantena e l'osservanza molto stretta.